a un convegno. 0266203529 il numero per intervenire, gli sms al 346 6427 756. Voglio anche ricordare che oggi ci sarà la grande fiaccolata in tutto il territorio padano fra le 17 e le 18, gli orari variano da zona a zona, per dire no a nuova immigrazione, sì al lavoro per gli italiani. Salutiamo Giuseppe dell'Immagine che ci ringrazia per Padania Misteriosa. E poi ancora Eliseo che scrive: Padania Libera, la gente se ne accorgerà quando arriverà il fiscal compact, le tasse saranno il triplo grazie ai comunisti. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Listone, sono Pino da Duento. Sì, ciao, dici. Ciao, senti, io guarda, mi ero scoraggiato sulla Lega, cioè adesso mi sto riprendendo, comunque non so se riusciremo a ottenere qualcosa, perché sai benissimo che noi non comandiamo ben poco in questo paese. Le forze esterne di questo paese comandano. Allora o ci stacchiamo direttamente da quest'Italia di merda oppure non andremo da nessuna parte. Perciò Salvini io sono con lui, però non ho tanto speranza di questa cosa della Lega che riuscirà a fare, perché ho letto troppe cose che sono abbiamo molto influenza dall'esterno, non siamo indipendenti, abbiamo troppe influenze di politica estera, perciò ho un po' di fiducia in questo programma che Salvini può portare avanti, però io sono con lui comunque. Ciao. Ciao, grazie, però ricordati sempre che i politici passano, le persone restano. Il fatto di avere comunque la macro regione, almeno in Piemonte, questo dà fastidio, apposta vogliono silurare quota, in Lombardia e in Veneto, una serie di cose noi le stiamo facendo. Poi a Roma potremo incidere poco, più che altro saremo lì a sorvegliare sulle porcherie che combinano, sullo sfascio del paese che stanno facendo. Insomma, una parte noi la possiamo salvare, gli altri se non ci aiutano, se non ci votano, se non si svegliano, insomma, più di tanto non è che si può fare, cioè do ut des, si devono svegliare anche gli altri. Se continuano a sostenere la vecchia classe politica, addirittura questi che sono transfughi della Democrazia Cristiana, perché non dimentichiamoci che Letta, Alfano, Renzi, era tutta gente che era nella Democrazia Cristiana, sono tornati, a volte ritornano, sono tornati, e se voi li votate e li sostenete, i risultati sono questi. Almeno nella macro regione qualcosa di utile si sta facendo per salvare il salvabile con i pochi soldi che ci lasciano in tasca, per inciso. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono io? Sì, buongiorno. Ciao, senti, sì. Io ho 69 anni, non sono mai volgare, però lasciami usare un tono, magari un titolo leggermente forte stamattina. Sì. Il titolo è semplicemente stupidi. Perché uso questo termine? Allora, chi pensa ancora, votando il DS, di votare i comunisti o comunque la sinistra, per me sono stupidi perché non hanno capito che questi signori sono al servizio delle banche e dei poteri forti. Primo. Secondo, quelli che ancora non hanno compreso che l'unica salvezza per il Nord, e mi riferisco soprattutto a quelli che votano di essere Nord, gli unici che possono fare interessi del loro portafoglio, della loro casa, dei loro figli, della loro cultura, della loro regione, è la Lega, e se non la votano per me sono degli stupidi. Detto questo, mi piacerebbe dire, questo per alleggerire un po' il discorso, se si inventassero, così come inventano i microbi che portano le influenze per favorire le case che vendono, le case farmaceutiche, inventassero un virus che eliminasse gli stupidi, di sicuro avremmo la maggioranza e potremmo governare finalmente l'Italia salvando la Padania. Restiamo in quattro gatti, va bene. Grazie. Quattro gatti buoni. Tu dici meglio pochi ma buoni, infatti. Grazie. E c'è una dichiarazione della Boldrini: cazzarola, non perdo occasione per tacere, gli immigrati sono più coraggiosi di noi, corrono il rischio di lasciare tutto. E che cos'hanno? Niente, che rischio corrono? A Boldrini, insomma, peccato che rimpasta il governo, quindi mi sa che i presidenti di Camera e Senato ce li teniamo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Giacomo da Spesano Bergamo. Senta, non è solo la Chiesa che non dice niente, i veri responsabili sono i sindacati, che hanno fatto milioni di giornate di sciopero per avere una paga
decente di poter vivere. Adesso sono d'accordo con gli extracomunitari a fare il 50%, la nostra gente rimane disoccupata tutta. Sono i sindacati responsabili, non la Chiesa. Ha capito, Lissone? Sì, ho capito. Grazie, buongiorno. Grazie. Padania. Buona giornata anche a lei. Abbiamo tempo ancora per qualche altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Padania Libera. Sì. Allora, io vorrei prima di tutto protestare con un certo signore che deve essere sicuramente comunista, che continua a protestare perché quando interveniamo io, che poi non è che io chiami tutti i giorni, c'è certa gente che chiama veramente tutti i giorni, e ci ho fatto caso perché io ho l'orecchio un po' musicale, per cui sento che sono le stesse persone, le riconosco. Poi ha protestato contro il signor Locatelli, contro il Giorgio di Milano, contro mi pare la Laura di Rovagnate, non so, che tra l'altro sono tutte persone che dicono cose molto intelligenti e molto sensate, per lasciar posto a certi che magari non sanno neanche parlare. Vabbè, comunque adesso chi si loda si imbroda, è meglio che stia zitta. Comunque io per la faccenda di Renzi sono veramente sconvolta e temo che finiremo veramente nel baratro, quindi Padania Libera e cerchiamo di fare quello che possiamo. Infatti, grazie, buona giornata, e saluto Guido che ci ha mandato una vecchia dichiarazione di Renzi quando disse: c'è bisogno di serietà in politica, occorre imparare a mantenere la parola data, io non sarò mai non sarò mai presidente del Consiglio senza essere eletto dai cittadini, non farò mai come D'Alema nel 1998. Bravo Renzi, la coerenza fatta persona. Va bene, abbiamo tempo ancora per una telefonata. Pronto? Buongiorno Lissoni, sono Giacomo da Bellusco. Salve Giacomo. Le volevo fare una domanda. Lei prima ha detto che la gran parte dei problemi, o comunque una quota importante dei problemi, è dovuta al fatto che noi non abbiamo la possibilità di svalutare la nostra valuta, e poi ha detto che veniamo costretti a ripagare il debito pubblico. L'ho capito bene? Sì, più o meno, va bene, insomma, diciamo che noi dobbiamo avere il nostro budget per stare al tavolo dei potenti, quindi dobbiamo avere il pareggio di bilancio. Ok, sì. Allora se noi svalutiamo, se noi cominciamo a battere moneta, rifacciamo la lira e quindi fatalmente andiamo a svalutare, perché questa è la tendenza generale. Certo. Poi come facciamo a ripagare il debito pubblico? Se la nostra valuta è svalutata, il debito pubblico aumenta. Allora la possibilità che abbiamo noi è quella di ridurre le spese dello Stato, licenziare gli statali o ridurre loro drasticamente lo stipendio, per riuscire a far fronte al fatto che dobbiamo pagare un enorme debito pubblico con una valuta svalutata. La mia domanda è: ma scusi, allora perché non lo possiamo fare adesso, visto che l'unico vero responsabile di 60 anni di miseria dal dopoguerra in poi è lo Stato italiano? Perché non possiamo ridurre le spese dello Stato italiano drasticamente, visto che si fa tutto in deroga alla Costituzione, alle regole, alle norme, alle leggi, compresa l'elezione del Presidente del Consiglio? Perché non possiamo ridurre le spese dello Stato? Non possiamo farlo perché 3/4 del consenso elettorale italiano viene da persone che in maniera diretta o in maniera indiretta dipendono da stipendi dello Stato italiano, dipendono dai emolumenti dello Stato italiano. L'unica speranza che abbiamo è quella di diventare indipendenti, quindi la mia soluzione è Lombardia indipendente. Grazie e buongiorno. Sì, devo concordare con il radioascoltatore. E allora, velocemente, dunque, per arrivare ad avere il consenso consiglierei a Salvini di avvalersi di un buon sociologo e psicologo per capire come superare l'innato masochismo dei padani. Vabbè, lo so. E poi ancora, stiamo calmi, Marine Le Pen vincerà le elezioni e sfilerà la Francia dall'Unione Europea, a quel punto si sfalderà e anche noi saremo liberi. Sì, poi giustamente, come faccia notare anche l'ultimo radioascoltatore, però poi bisogna così mettere in riga una certa politica che non deve sprecare. E poi ancora, cosa fare finché la gente dorme un sonno mortale in attesa che Renzi la svegli nel nuovo mondo di Alice? Non c'è nulla da fare, siamo in regime dittatoriale PDSino e solo la Lega lo dice, 5 Stelle va bene così, lo stipendio conta di più di tutto il resto, ci scrive Rosi. Va bene, insomma, sono arrivati tanti contributi, tutti interessanti, noi siamo arrivati alla conclusione, ci ritroviamo fra qualche minuto con Padania Misteriosa. Grazie, buona Padania a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto.
Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse Papa stare all'Or Giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse